Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ehi là, come va? Tutto bene? Siamo sempre noi, siamo quelli di Made in Polesine. Anche questa settimana siamo presenti per una nuova, anzi nuovissima puntata appunto di Made in Polesine. Davide Stefanelli, Leandro Maggi, buongiorno ascoltatori. Ancora benvenuti e ben ritrovati qui da noi, insomma, su Made in Polesine Web TV, su Radio Diva FM e su Radio Colby Rovigo, così questi sono i nostri media che ci trasmettono. Ecco. Trasmissione che vanta numerose tentativi di imitazione come la settimana linguistica. La settimana linguistica, è vero. Vabbè. Allora andiamo a leggere i titoli, dai, via, veloci. Allora, meandri di storia, poi femminicidio ad Adria, situazione economica in Veneto ad ottobre, Romea killer, ahimè, poi Fratta Polesine, Borgo del Veneto. Questi sono i titoli che andremo ad affrontare questa settimana all'interno di Made in Polesine. Noi ci sentiamo tra pochissimo per iniziare. Tra un cincini. C'è un cincinì proprio. E allora il cincinì è già passato, e quindi siamo pronti ad iniziare Made in Polesine di questa settimana. Primo titolo, Meandri di storia. Cosa vuol dire? Meandri di storia è una mostra fotografica che è realizzata nell'ambito del progetto San Basilio di Ariano nel Polesine tra Po e Adige, tra Etruschi e Veneti. Allora, noi abbiamo sempre detto che la nostra è la terra più giovane d'Italia, sì. Però c'è questa mostra fotografica che, naturalmente prendendo delle cartine del 1400, del 300, fuori che la zona del litorale, diciamo, che toccava Loreo, toccava San Basilio, arrivava fino a Ravenna, Spina, eccetera, è importante perché un po' di storia c'è. E quindi c'è l'Università di Padova che ha messo a disposizione dei docenti importanti, la Fondazione Cassa di Risparmio ha tirato fuori i soldini e stiamo scoprendo che il nostro territorio è un territorio che ha una storia che magari non tutti sanno, io per primo. Allora, un po' tutti quanti. Esatto, non è un'altra bella occasione per conoscere innanzitutto, non c'è futuro senza conoscere la storia, qualcuno diceva, io lo sottoscrivo, perché essere consapevoli di quello che siamo stati, quello che abbiamo fatto, dove siamo arrivati è importante. Faccio un esempio: quando vai in Grecia, che effettivamente ormai sono rimasti solo ruderi di 3-4 mila anni fa, sono talmente orgogliosi di far vedere le loro rovine e ancora se la tirano che loro hanno portato la civiltà nel mondo, quindi questo è molto importante. Certo. Quindi è un bel lavoro, soprattutto perché poi c'è una sinergia con la popolazione e anche le scuole, perché portano i bambini a fare gli scavi archeologici ed è una cosa bella veramente. Complimenti, sì. Quindi complimenti naturalmente. Fondazione Cariparo che è sempre presente e tira sempre fuori i soldini. Lo sponsor, dai. E sarebbe anche giusto con quello che si paga di interessi, però questa è un'altra storia. Vabbè, non c'entra niente con no, c'entra. No, nel senso c'entra. Non per questo sarebbero obbligati a tirare fuori i soldini, Cioè, vabbè, è vero, piuttosto di niente. Sì, ma comunque chapeau alla fondazione, sì. L'abbiamo detto tante volte. Un giorno parleremo anche delle banche che dovrebbero essere un po' più elastiche, ma questa è un'altra storia. È una punzecchiamo qua di là. È un'altra storia. Dai. E poi l'amministrazione comunale di Ariano nel Polesine, bravi, e naturalmente l'università, i docenti che stanno seguendo il tutto. Bene. Quindi una bella occasione da non perdere per far conoscere la nostra storia. Dopo parleremo tra l'altro nell'ultimo step di Fratta Polesine, Borgo del Veneto, è stata la finalista del Veneto, quindi si muove qualcosa anche sotto le torri di Rovigo. Di Rovigo, dai. Bene, allora il primo step è andato, noi ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Rientrati quindi e pronti a continuare Made in Polesine, come sempre su Radio Diva FM, Radio Colby Rovigo e Made in Polesine Web TV. Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Secondo step, dicevo, parliamo di questa situazione purtroppo molto triste, questo femminicidio che si è consumato proprio qualche giorno fa, la scorsa settimana, ad Adria. Allora, innanzitutto condoglianze naturalmente sì, alla famiglia di Giulia Lazzari, che come ricordiamo il marito Roberto Lococco
l'ha strangolata e l'ha fatta morire dopo 9 giorni, cioè è morta dopo 9 giorni di agonia, eccetera, eccetera. Lascia una bimba, quindi questa tragedia nella tragedia. Certo. È stata una cosa che ha sconvolto sicuramente il nostro territorio. Non è poi così improbabile, perché poco tempo fa c'è stata una cosa simile anche a Cavarzere, quindi è un problema che purtroppo c'è in tutte le parti d'Italia, nessuno è esente. Esatto, sì. Perché sembrerebbe che fosse solo in parti del Nord Africa, oppure perché vengono i migranti e quindi penso sempre che non deve a casa succedere. tua non succeda Invece mai. questi qua erano può succedere. 2 ragazzi italiani e quindi non ci sono neanche le attenuanti etniche per questo. È una questione culturale, è una questione che praticamente il non rispetto verso la donna da parte degli uomini è su tutte le latitudini, nel senso che, come dicevo prima 2 secondi fa, non è una questione solo di cultura religiosa o etica, etnica, non è una cosa che solo nei paesi dell'est, paesi del Centro America, del sud, del nord Africa, sì. È un problema che c'è dappertutto. Come ha reagito la popolazione? La popolazione ha reagito con i mezzi che può reagire, nel senso che la fiaccolata che è stata fatta ad Adria secondo me è stata una cosa importante, però c'è il problema che probabilmente le cose finiscono lì. È vero, sì. Ecco. Faccio anche un esempio letto stamattina sul Corriere della Sera. Il governo aveva stanziato un tot di milioncini per i figli sopravvissuti ai femminicidi. Questi soldi non sono ancora arrivati e quindi c'è un momento di tensione pubblica quando succede questo. Siamo tutti disposti a portare fiori, giustamente, a essere solidari, eccetera. Però dopo le tragedie rimangono. La bambina che rimane, che fine farà? Andrà in buone mani? C'è anche tutta la polemica di Bibbiano, eccetera, e quindi noi ci muoviamo sempre con lo stato d'animo aggressivo, vogliamo sempre risolvere tutto in 2 minuti e dopo ci dimentichiamo di quello che è successo. È una questione culturale, è una questione che bisogna iniziare dalle famiglie, bisogna insistere molto nei media, bisogna insistere molto nelle scuole, che non c'è un genere che deve sopraffacere gli altri oppure deve prevalere. No, assolutamente no. Però questo è difficile da fare. Sì. Io ero a Milano la settimana scorsa, c'è vicino alle colonne San Lorenzo, che è più o meno in centro, vicino ai Navigli, c'è il Wall of Dolls, il muro delle bambole, e c'è una bambola per ogni donna morta in Europa per femminicidio, e c'è un muro pieno. Sono tante, meditiamo. Cominciamo dalle famiglie, cominciamo a educare i nostri figli maschi, che non sono quelli che comandano il mondo, ma devono aver rispetto per tutto e per tutti, per le donne, per gli stranieri, per un sacco di cose che ultimamente non vedo grande rispetto. Esatto, sì. Quindi niente, condoglianze veramente alla famiglia, solidarietà per la bambina, non dimentichiamocela. Qualcuno diceva e progettava di fare una raccolta fondi da dare alla famiglia per il sostentamento di questa bimba. Io lo sottoscrivo, noi ci faremo anche promotori, certo, nel nostro piccolo di questa iniziativa, e comunque, ripeto, è una questione che deve nascere, una cultura che deve nascere dalle famiglie e nelle scuole. Bene, ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, siamo pronti a continuare la puntata di oggi. Adesso parliamo del nostro Veneto, la situazione economica in Veneto ad ottobre. Allora, questa settimana sul triste abbiamo purtroppo il titolo di prima ci ha un pochino intristito, ed è giusto così. Questo qua invece si parla di una tristezza economica che nel Veneto c'è il BUR, il rapporto della regione Veneto del 18/10/2019, quindi 4 giorni fa. Complessivamente per la domanda interna è prevista una crescita assai limitata, pari al 0,7%, ed è il peggior risultato dal 2013. Dati della regione Veneto, quindi non ci stiamo inventando niente. Sì, sono numeri confermati. Dovuta alla pur modesta dinamica positiva dei consumi delle famiglie, più 1,3. Nel secondo trimestre 2019 è diminuito su base annua il 0,5% il numero di imprese attive,
mentre sono aumentati, questa qua è la cosa più negativa, i fallimenti più 2,2% e le liquidazioni delle aziende più 3%. E quindi questa è una situazione che ci fa molto pensare. Molto grave, ecco. sicuramente. Però effettivamente non è che abbiamo bisogno di questi dati per saperlo, perché è palpabile, è vero. Sulla nostra pelle. Io vedo che si taglia proprio con la forbice o col coltello la sensazione della gente che si sente un po' lo sbando, ha paura di quello che bisogna affrontare. Sì, la gente non ha più certezze, non sa più cosa fare, non sa più dove sbattere la testa praticamente. Ti dirò anche che il conto corrente, secondo me, i soldi non mancano, perché tra l'altro sta aumentando anche la raccolta, però questo non capire cosa ci prospetta la nuova finanziaria, cosa non capire i controlli che arriveranno e abbiamo tutti paura. Un accertamento, quando arriva poi una multa sono sempre migliaia di euro. Esatto, sì. E poi dopo ti faccio un esempio: una mia carissima amica aveva una rateizzazione, gli arriva la mora di 800 euro perché non aveva pagato invece l'aveva pagata normalmente. Va all'ufficio delle entrate di Rovigo, mostra tutte le carte, tutto a posto, però gli 800 euro di mora glieli ha lasciati. Adesso deve fare un'altra rogna ulteriore per dimostrare che gli 800 euro non sono dovuti, e intanto le cartelle vanno avanti. È anche per questo che dopo la gente è sfiduciata e ha paura di quello che ci prospetta una finanziaria che non abbiamo ancora capito se sarà lacrime e sangue. Sì. Secondo me ci sono un sacco di soldini nascosti di qua e di là, nel senso non negli istituti bancari, no, nel senso che la gente ha veramente paura di li mette sotto il materasso, come si diceva una volta, o sotto la piastrella. Ma è anche giusto, nel senso che come fai? Allora, in banca devi tracciare qualsiasi cosa che è tuo, non puoi prelevare perché devi dimostrare che, alla fine. Quando vai a prelevare, cosa devi fare con i soldi? Appunto. Ma sono miei soldi, posso fare quello che voglio io. No, ma non solo, poi dopo devi anche prenotarli. Devi prenotarli perché non te li danno, non ci sono lì. E soprattutto devi dimostrarli. Ma la Banca d'Italia pretende che tu dimostri che questi 10.000, 20.000, 30.000 euro che hai prelevato ti servono per far cosa. Ecco, questo secondo me incide moltissimo anche nello stato d'animo di questa crisi. Siamo un po' a regime, diciamo. Siamo un po' a regime, vabbè, chi siamo noi, eccetera, eccetera, eccetera. Nota positiva, ti dicevo prima appunto, sono stato un paio di giorni a Milano per lavoro, vedo a Milano una città abbastanza vivace. Ecco, qualcuno diceva Milano non è Italia. Ecco, vorrei che tutti gli altri paesi diventassero non è Italia, nel senso che se Milano ce la fa a essere un pochino più dinamica, vorrei che è una città viva, insomma, lo fossimo anche noi in Polesine o altre cose. È sempre in fermento, ci sono un po' di gru in giro, e quindi decisamente vuol dire che è in fermento, che l'economia là gira, ecco, molto più naturalmente dalle nostre parti. E la domanda è questa: perché la gira e da noi no? Sono più bravi loro o siamo più sommari noi? A saperlo. Va bene. Aspettiamo anche il vostro commento eventualmente qualora lo vogliate fare. Bene, dai, allora ci fermiamo per una brevissima un cincinì e poi torniamo. Altro argomento che dobbiamo affrontare in questa puntata di oggi di Made in Polesine, parliamo, ahimè, purtroppo ancora di una cosa molto triste, questa statale, la 309, quella che passa proprio qua vicino a noi, la Romea, definita ormai da anni la strada più pericolosa d'Italia, e noi l'abbiamo intitolata appunto Romea Killer. Perché purtroppo anche questa settimana un nostro concittadino di Donzello, di Portotolle, Sandro Finotti, è morto in un incidente stradale su questa strada che possiamo veramente definire killer. Allora, chi ci ascolta, magari che non abita nei nostri paraggi, non sa quanti disagi può creare questa strada qua. Puntualmente ogni settimana, ogni 10 giorni arriva un incidentone grosso con grossi feriti, molto spesso anche con morti, e quindi cosa si può fare? Innanzitutto, secondo me, bisogna decongestionare la Romea. Se la strada più breve tra Venezia e Ravenna è solo la Romea, è insufficiente, perché chi si mette in Romea sa che più di 60-70 all'ora non può fare. Quella volta che fai un po' di più, molto spesso ci casca la rogna. Sì. Allora,
visto che i grandi progetti dovrebbero essere nelle corde di questo governo, perché in uno spirito keynesiano, di qua me la voglio tirare, nel senso che dovrebbe essere lo Stato che fa investimenti, fate un investimento fatto bene, fate una strada ferrata tra Ravenna e Venezia che ci starebbe e farebbe una dorsale adriatica importante, oppure fate un'autostrada che va da Venezia a Ravenna, decongestioniamo la Romea e vedrete che crescerà la nostra economia sicuramente, perché uno dei nostri limiti sono le vie di comunicazione. Certo. Chi fa azienda qua sa che per arrivare a Padova ci mette un'ora in più e con tutti i disagi eccetera, e soprattutto sicuramente ci sarà una riduzione di incidenti molto spesso mortali, che sono una delle caratteristiche di questa strada, che è forse la strada più pericolosa. Ogni tanto ci rompono i maroni con la Salerno-Reggio Calabria, Sì, la Romea non so se è tanto meglio. Però. Quindi- Qua si parlava anche, ma anni fa, una trentina d'anni fa, di questa Romea commerciale adibita Sulla carta c'è. in modo prevalente per i mezzi pesanti, quindi alleggerire, perché praticamente il problema maggiore qui da noi è proprio sono i mezzi pesanti, insomma, che limitano molto la circolazione. Ce ne sono veramente un'infinità, e quindi creare una situazione di questo tipo potrebbe sicuramente risolvere parecchi problemi. Sì, guarda, mi è venuto in mente con questo discorso che hai tirato fuori tu. Mi ricordo che nel 94, primo governo Berlusconi, uno dei progetti era di fare una via marittima, cioè imbarcare su navi i mezzi pesanti e che toccassero 3-4 porti dell'Adriatico e del Tirreno. Anche questa qua poteva essere un'idea, ma siccome noi siamo gomma centrici, cioè dobbiamo Abbiamo passare tutto su gomma. Dobbiamo passare tutto su gomma, abbiamo dato contributi in ogni senso all'unica azienda italiana di costruzioni auto, che non possiamo dire chi è, ma è la Fiat. Certo. E adesso queste qua le paghiamo tutte. Vabbè. Dai, allora abbiamo detto anche la nostra, anche in questo caso. Ma chi siamo noi? Non siamo noi per dirlo, ma poi insomma, ci sembra Dico che chi siamo noi. lo possiamo fare. Noi dai. siamo persone che abitano qua e vivono giornalmente il problema della Romea. Il disagio, Io penso il disagio che c'è. avremmo fatto minimo una trentina di puntate sulla Romea Killer. E siamo ancora qua. Siamo ancora qua. Cambiato niente. E continueremo a farle comunque. Ci sentiamo tra poco. Ultimo argomento di oggi che andiamo a affrontare qui all'interno di Made in Polesine. Parliamo di Fratta Polesine, Borgo del Veneto. C'è stata questa trasmissione Esatto. qualche giorno fa, che abbiamo visto un po' tutti quanti, insomma, che ci ha fatto veramente molto piacere, ci ha riempito il cuore. Insomma, ogni tanto in televisione arriviamo anche noi del Veneto. Dai. Ti dirò che ultimamente, negli ultimi mesi, 4-5 trasmissioni importanti di nicchia, di agricoltura, eccetera, ha parlato del Polesine. Bene. Questa volta Fratta Polesine è stata la finalista per il Veneto, appunto, di questa gara tra borghi abbastanza interessante. Abbiamo tenuto questa notizia per ultima perché fa il palo con la prima, che era appunto i Meandri di Storia, zona archeologica San Basilio proprio nel Delta, e Fratta Polesine, che è nell'Alto Polesine, che è importante per tra i borghi italiani. Fratta Polesine c'è la Villa Badoera, importante, Villa del Palladio, che chi l'avesse visitata è una cosa molto interessante. C'è la villa di Andreotti, la casa di Matteotti, scusate, che ha vissuto appunto a Fratta prima della sua avventura a Roma come deputato, e poi purtroppo con la morte fatta dai fascisti nel 24 mi sembra. E poi ricordiamo che Fratta è stata uno dei paesi carbonari più importanti a livello nazionale. Sapete che Fratta, nella villa vicino alla Badoera, i carbonari si sono riuniti per decidere la spedizione di Sapri. Vedi? E da lì poi li hanno pescati e qualcuno li ha portati allo Spielberg. Ma quanti ne sai, Perché l'ho appena letto. Quindi, almeno è sincero. quindi brava Fratta, bravi anche loro. Tra l'altro fanno una rassegna ogni anno che sembra, l'ha detto anche nella trasmissione, un set cinematografico, perché alcuni abitanti di Fratta rivivono quei motti carbonari di quel periodo.
Va bene, ok. Hai capito? Bene, Quindi bene. bravi fratta, e conosciamo di più il nostro delta, il nostro Polesine. Il nostro Polesine, naturalmente. Non si tratta di delta, si tratta di Polesine. Dai, allora ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Pronti per la conclusione di Made in Polesine di questa settimana, quindi noi come sempre vi ringraziamo per il vostro gentile ascolto, la vostra gentile attenzione. Ci sentiamo la prossima settimana come sempre su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Da parte mia Davide Stefanelli E Leandro Maggi. l'auguro di un buon fine settimana, come diciamo sempre, perché insomma, L'ultima cosa, ci siamo. riprende lo sprizzetto. Riprende lo spezzetto, Da domani. sì. C'è stata una breve C'è stato un pausa. piccolo break perché il mio amico Renzo Marangon ha avuto qualche problema tecnico, ma riprendiamo proprio da oggi. Da oggi, quindi Abbiamo registrato ieri, quindi sappiate. Sì, insomma, sappiate. ecco che- Però da oggi Va bene. lo rivedrete nei social. Benissimo, dai. L'appuntamento quindi per la prossima settimana è il nostro countdown 3, 2, 1. Chapeau, ciao a tutti. Ti sei un po' Sì, mescolato con le dita. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.